È terminata con il risultato di 9-4 la sfida tra Palermo Futsal Club e Pioppo Futsal, sconfitta per il rossonero con Giovanni San Martino, uno dei protagonisti. Partiamo subito con una domanda: non hai preso gol nonostante i 9 subiti, dal tuo punto di vista che partita è stata? Allora, diciamo, il risultato è un po' bugiardo, nulla a togliere al Pioppo che è una grande squadra, la conosciamo bene, però diciamo non è proprio veritiero. È stata una bella partita con tante occasioni da un lato e dall'altro, loro le hanno sfruttate sicuramente molto meglio di noi, sono stati molto più cinici, quindi c'è solo da fargli i complimenti e aspettare la prossima sfida. Cos'è successo nel primo tempo? Perché 7-0 è finito il parziale. Nel primo tempo diciamo, sono stati molto bravi, molto veloci, hanno sfruttato un sacco di occasioni, molti gol li abbiamo presi anche 2 contro il portiere, passaggio al secondo palo, quindi ripartenze, giocatori che si facevano tutto il campo sono stati molto veloci, molto bravi e hanno saputo sfruttare le occasioni al meglio. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima sfida, perché scendrete in campo contro il Giudecca in un altro scontro diretto. Ti chiedo che gara sarà e come pensate di impostarla. Sarà una partita fondamentale, entreremo con tutta la grinta che abbiamo a disposizione, come facciamo sempre, speriamo di portarcela a casa perché è veramente fondamentale dal nostro punto di vista all'interno del campionato.